Dal gesso in 3D al dispositivo che corregge la postura sbagliata, passando per l'apparecchio che permette di effettuare test clinici, fino all'app che consente di contattare il dottore più vicino rispetto alla propria posizione geografica e alla tipologia di problema di salute da risolvere. Sono i progetti delle 4 start-up su 600 candidature arrivate da 15 paesi incubate nel programma di Generali William in collaborazione con Each Farm. Queste start-up cercano di migliorare, di individuare preventivamente questi fattori di rischio, evitando che la persona si ammali e quindi aiutandola ad un percorso di prevenzione che le aiuti a rimanere il più possibile sana. Grazie a queste innovazioni si potranno aiutare i pazienti a vivere meglio, i medici a stare accanto ai loro assistiti e gli operatori sanitari ad adottare processi terapeutici più efficienti. Oley, ad esempio, una start-up che rivoluziona la progettazione e il processo produttivo di gessi e tutori ortopedici. Per realizzarli quanto tempo occorre? Abbiamo introdotto adesso una nuova tecnologia di stampa tridimensionale che riesce a produrre i tutori in una forchetta tra i 40 minuti e le 2 ore e mezzo. Stay Active invece ha ideato questo piccolo dispositivo in grado di correggere la postura errata del corpo. Questo dispositivo ho messo 2 dita sotto la clavicola attaccato alla camicia o al maglione e tutte le volte in cui una persona si troverà in cifosi o in delordosi lombare vibrerà finché non ci si rimette nella postura corretta. All'Innovation Park si sta anche sviluppando l'uso di sistemi di robotica già attivi in oltre 20 ambiti. L'intelligenza artificiale e l'automazione in generale ci consente chiaramente di perseguire questo obiettivo, perché tutte le richieste, tutte le operatività fatte in modo automatico sono fatte in modo istantaneo, non durano più un'ora o 2 giorni ma durano qualche secondo.